Liste di attesa infinite, assistenza troppo costosa o che addirittura manca. Essere anziani in Veneto può essere difficile, in particolar modo per chi non è autosufficiente. Consapevoli dei tanti problemi che affliggono i cittadini più avanti con gli anni, il Consiglio Generale dell'FNP CISL Padova e Rovigo si è riunito per presentare criticità e possibili soluzioni. Si parte dallo stato attuale, mentre aumentano le richieste di prestazioni sanitarie perché aumentano le patologie e la popolazione invecchia. Le liste di attesa si allungano e diventa ancora più complesso accedere alle visite, anche per chi ne ha più bisogno. Le persone devono per forza aspettare mesi per una prestazione specialistica o per un ricovero ci sono situazioni tali per cui anche le strutture non riescono a dare risposte perché non hanno il personale medico, il personale infermieristico e quindi gli specialisti sanitari per poter dare risposte al continuo aumento di prestazioni da parte dei cittadini. Una possibile soluzione ai problemi della non autosufficienza sembrava potesse arrivare dalla legge 33 del 2023 e dal decreto legislativo denominato Decreto Anziani, che però ha la sostanziale mancanza di non parlare di finanziamento. Nella realtà delle famiglie, dunque, cambierà ben poco e questo ha generato lo scontento del sindacato FNP. Una legge che prevede di finanziare con 850 euro, diciamo la badante che ne costa 1850 alla cura domiciliare, non risponde se non parzialmente a quello che è il costo, ma soprattutto restringe la platea veramente risibile a chi ha più di 80 anni, che ha un riconoscimento di estrema invalidità e non autosufficienza e che abbia un ISE sanitario di 6.000 euro. Che soluzioni si possono pensare? Occorre che la sanità veneta accolga nuovi professionisti, che si assumano nuovi collaboratori per iniziare a smaltire le liste d'attesa. Serve proseguire con la realizzazione delle case di comunità e mantenere attivo il tavolo di confronto che FNP CISL ha aperto con l'USL 6 Euganea. La non autosufficienza riguarderà sempre più persone e non potremo voltarci dall'altra parte. Pensiamo di partecipare attraverso il volontariato, attraverso le forme di aiuto che noi abbiamo nel territorio, attraverso la nostra rete dei volontari, e il sindacato è promotore di questo impegno che noi siamo certi pianificheremo e attueremo in tempi ragionevoli.